يهبط الليل رويدا رويدا، ها أنت في مدينة غريبة والناس غرباء هنا. كلا، بل أنت الغريب، كل شيء على ما يرام هنا. الفتى الذي يقبل فتاته في ركن الحديقة يعرف طريق عودته، الفتاة أيضا تعرف الطريق لبيتها. هما الاثنين يعرفان التاريخ الموعد القادم، وأنت لا تعرف طريق عودتك، لا موعد قادم لديك. فالطريق الذي أنت فيه طريق أول تقطعه للمرة الأولى، كما كل طريق تصادفه هنا. فلتكن خطواتك واثقة، ولتكن ذاكرتك قوية لتعرف طريق العودة. فالطريق الذي ستقطعه لأول مرة هو الطريق الذي سيفضي إلى مستقبلك. إن أخطأت تقاطعا فكل حياتك ستكون غلطة. Cade poco a poco la notte e tu sei qui, nella città straniera, dove straniera è anche la folla. No, sei tu lo straniero. Tutto qui è come deve essere. I giovani che baciano le ragazze all'angolo del giardino conoscono la loro strada del ritorno. Anche le ragazze conoscono il loro successivo appuntamento. E tu, sei tu che non conosci la strada, né hai appuntamenti con nessuno. Prenderai la strada per la prima volta, come tutto ciò che incontrerai. Siano sicuri i tuoi passi, la tua memoria tenace per riconoscere la strada del ritorno. Poiché la strada che prenderai per la prima volta è la strada che ti condurrà al tuo domani. Se sbaglierai un crocevia sarà un errore tutta la tua vita. Buonasera. Quella che avete ascoltato è una poesia che Jabbar ha scritto il 4 agosto del 76. Non aveva ancora 22 anni ed era arrivato in Francia fuggendo dall'Iraq, ed era arrivato con documenti falsi in una città in cui non conosceva nessuno, dove non c'era mai stato, di cui sapeva ben poco. In Iraq aveva lasciato la famiglia, gli studi, gli amici, i compagni, e aveva lasciato anche una prigione che aveva conosciuto varie volte nonostante la tenera età. Aveva fatto conoscenza col carcere già mentre era al liceo, faceva parte della gioventù comunista, era militante del Partito Comunista Iracheno
che poi lascerà quando il Partito Comunista si alleerà col partito Baas, e lui non era affatto d'accordo su questa alleanza. E ad un certo punto la repressione del regime di Saddam Hussein l'aveva anche colpito, e lui aveva deciso di non sopportare più questa persecuzione continua e aveva deciso di andarsene. E questa poesia segna appunto il suo esilio e quella che potremmo chiamare poesia d'esilio. È molto difficile collocarlo in un panorama poetico arabo o mondiale. È difficile perché molti poeti hanno parlato, hanno trattato, hanno vissuto l'esilio. Il suo esilio è un esilio molto particolare perché lascia alle spalle un'esperienza giovanile molto forte, estremamente forte, che lascia anche tracce non soltanto nell'animo ma anche sul corpo. Jabbar è stato torturato, e chi ha subito questa terrificante esperienza potrebbe avere delle reazioni molto particolari. Lui ha riversato questa esperienza in qualche modo nella sensibilità poetica. Il suo rifiuto della logica della repressione e della guerra è continuato alla stessa maniera, e quindi è una poesia d'esilio, sì. È una poesia particolare perché ha una dimensione umana che va al di là dell'esperienza personale, anche se l'esperienza personale è al centro di questo modo di far poesia. C'è una tradizione lunga nella poesia araba o di lingua araba di autori migranti. Anzi, c'è un filone che è chiamato poesia di migrazione, che ha segnato il percorso della poesia araba contemporanea. Tutti voi conoscete, vi dico solo un nome per tutti, Gibran, il grande poeta libanese. Questo è un gruppo di poeti che ha vissuto negli Stati Uniti, che hanno modificato profondamente la poesia araba nelle sue strutture. Ma questo è solo un filone, e questo aspetto riguarda la poesia di Jabbar. Ma c'è un altro filone estremamente importante, quello della cosiddetta scuola irachena. Succede qualcosa negli anni, alla fine degli anni 30, i primi anni 40, e succede in Iraq. La critica chiama appunto quel gruppo di poeti che cambieranno anche loro in modo, daranno un aspetto nuovo, direi,